Nello sport si parla spesso di società che fungono da polo nel territorio, da punto di riferimento. Ecco il caso di Noventa Vicentina, che oltre a catalizzare l'attenzione di tanti appassionati e praticanti, è diventata una società storica e ben conosciuta. Il volley 90 è sicuramente la realtà sportiva più importante, non solo per Noventa Vicentina ma per tutta l'area iberica. Diciamo che la tradizione della pallavolo noventana ha portato questo sport a dei livelli veramente notevoli. In realtà l'Ipac Verde Bio 90 con la serie B2 è la società di riferimento nel Basso Vicentino e molte atlete provengono anche dai comuni limitrofi. Sì, noi lavoriamo solo a 90, quasi esclusivamente a 90, ma le ragazze che promettono sono poche, ma dei paesi limitrofi questi chiedono di essere inseriti in qualche gruppo qui a 90. Soltanto nel settore giovanile ci sono circa 140 iscritte e la società cresce da 40 anni atlete per la prima squadra. La società è molto contenta di come stanno operando e effettivamente come livello giovanile stiamo crescendo molto, insomma, merito della società che ha sempre privilegiato il settore giovanile e probabilmente merito anche dei tecnici qualificati che ha preso. E parlando di ponte fra Under 18 e prima squadra, ecco com'è la situazione. Qualcuna fa qualche sporadica apparizione in palestra ad allenarsi con la B2 e è anche contento Agostino Arena di come si allenano, per cui penso che meglio di così non si potrebbe sperare, insomma. Per quanto riguarda la Serie B2, la situazione non è però particolarmente confortante. La società è stata penalizzata da alcuni provvedimenti disciplinari, ma crede fermamente nella salvezza. Dovremmo incontrare soltanto l'Antares Verona della squadra, chiamiamola di prima fascia. Tutto il resto sono squadre che sono della seconda metà della classifica in poi, e quindi scontri diretti per noi che dovremmo giocare per portare a casa i risultati, insomma. A confermare le potenzialità della squadra, nonostante la sua indisponibilità a causa di un infortunio, è Valentina Pizzo. Potrebbe riuscire molte cose positive che spesso si vedono in allenamento, però vuoi che siamo tutte molto diverse, che abbiamo giocato pochi insieme, appunto tutte queste rivoluzioni che non hanno mai permesso di essere sempre le stesse, sempre. Non ha fatto venire fuori tutto, insomma. Noventa Vicentina è viva dunque e guarda avanti con fiducia e con progetti. La società comunica con continuità ed anche questo è sinonimo di programmazione ed esperienza. Ci siamo resi conto dell'importanza dell'informazione perché è una società che opera nello sport e quindi conosce e difende i valori sociali, i valori e gli ideali dello sport. Ha bisogno di dare visibilità al suo lavoro per diffondere lo sport con la S maiuscola. L'immediatezza di Internet permette di dare ampio spazio non soltanto ai risultati ai risultati che vengono conseguiti nei diversi campionati, ma a dire che una società che conta 150 ragazzi è fondamentale dal punto di vista sociale. Ecco quindi molti spunti per confermare il ruolo che Noventa Vicentina ricopre nel volley veneto. Guarda, sinceramente io ho qualche esperienza di altre società e di 90 non posso che parlare bene, insomma, perché dopo tutti questi anni passati, storici, anche importanti, in cui la pallavolo è stata vissuta in una certa maniera qua a 90, il pubblico è sicuramente competente, la società mi appoggia in tutto e un ambiente fantastico.